Buon pomeriggio, ben ritrovati. La maratona di questi 2 giorni ci terrà bloccati ancora un po' nel pomeriggio, ma ci siamo ripromessi che verso le 16, massimo 16:30, vi liberiamo, riapriamo le porte e potete riuscire, magari per andare a fare qualche acquisto in vista del Natale. Stamattina i dati che ci ha fornito il professor Rosina hanno disegnato un quadro particolarmente preoccupante da far tremare i polsi. Eravamo partiti pensando che quella che arriva, la grande marea degli anziani, potesse essere un'onda lunga. Ci ha significato attraverso i suoi numeri che è uno tsunami. Ce n'è un altro che sta già investendo la sanità e riguarda il personale. Già ieri il dottor Costa della Regione ci ha profilato un margine di confine allarmante, perché a suo dire nei prossimi anni si rischia di non riuscire ad avere il personale infermieristico nemmeno per tenere aperte le strutture ospedaliere che oggi sono attive nella nostra regione. Del resto in Italia il rapporto infermieri abitanti è di 5,5 infermieri per 1000 abitanti ed è uno dei più bassi d'Europa. La media in Europa è 9,7. La situazione degli OSS, degli operatori sociosanitari, è in qualche modo ancora peggiore. Migliorerà invece nei prossimi anni i numeri che riguardano i medici. Il reclutamento di nuovi giovani per le professioni infermieristiche non sta andando bene, anzi sta andando pesantemente male. I giovani non sono attratti per motivi diversi, c'è la complicità degli orari, dei turni, dei sabati e delle domeniche che spesso sono lavorativi e non è che lo stipendio sia un elemento di attrattività. E quindi come fare? Dove andare ad investire? Quale strada percorrere? Quella della immigrazione controllata, già in parte seguita soprattutto dalle RSA. Di questo e di altro discuteranno insieme con la collega Maria Elena Bonaccini, il presidente nazionale del NURSIND Andrea Bottega, Giacomo Canova in rappresentanza della FNOPI, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, e Massimiliano Zaramella, qui come medico e past president di Obiettivo Ippocrate. Abbiamo le sedie cardinalizie che quindi vi danno anche vi investono di una responsabilità particolare. Alla fine potete anche benedirci da qua direttamente. Noi intanto scendiamo e vi ascoltiamo. Buon lavoro Maria Elena. Grazie Luca. Luca ha già presentato i nostri ospiti e anche introdotto in maniera perfetta il tema. Difficoltà per le professioni sanitarie, l'ha già detto. Medici ce ne sono, ma non ci sono alcune figure, mentre appunto infermieri ne abbiamo veramente pochi ed è una situazione critica. Dottor Zaramella, lei mi diceva che la parola chiave nelle difficoltà della professione medica è distanza. Cosa intende? Sì, buonasera a tutte e a tutti intanto. Sì, è un problema che riguarda tutte le professioni sanitarie, non solo i medici, perché per me il cuore centrale è il termine distanza e per certi aspetti anche solitudine, il fatto che ormai le professioni sanitarie si sentono in certi ambiti abbandonate, perché c'è innanzitutto una grande distanza tra quello che immaginavamo la nostra professione nel momento in cui l'abbiamo scelto e la realtà in cui ci troviamo a lavorare. Tenete presente che la crisi delle professioni sanitarie è una crisi che in qualche modo va a colpire tutte le professioni di aiuto in generale, quindi medici, infermieri, psicologi,
operatori sociosanitari, ma io ci metto ad esempio anche gli insegnanti. Cioè tutte quelle categorie, tutti quei lavori che avevano un ruolo sociale di aiuto e che nella scelta in cui si arrivava, nel momento in cui si arrivava a scegliere una certa professione, c'era una volontà comunque intrinseca di aiutare il prossimo. La sanità attuale ci mette in grossa difficoltà perché ormai la sanità è diventata una sanità dei numeri, non è una sanità delle persone. Siamo davanti a una disumanizzazione delle professioni sanitarie, quindi ci sentiamo, come dire, dei prestatori d'opera, dei prestatori di prestazioni, e questo sicuramente è un grosso problema. E percepiamo, tenete presente, guarda, vi faccio un esempio: secondo voi il medico di pronto soccorso che si trova a gestire un paziente che deve tenere lì magari ore e ore e ore e poi ha la difficoltà di trovargli un posto letto, allora è facile percepire le difficoltà e il disagio del paziente e dei suoi familiari, ma secondo voi lo stato d'animo di un medico, di un infermiere che lavora magari in un pronto soccorso, che non riesce a dare una risposta che vorrebbe dare, qual è? Quindi sicuramente c'è un allontanamento dalla professione. E questa situazione in qualche modo si trasforma anche in una conflittualità sia con i pazienti che con i familiari, quindi un allontanamento anche delle professioni sanitarie dai pazienti e dai loro familiari, quindi anche in questo senso c'è distanza. E poi, se permettete, percepiamo una grandissima distanza con la politica. La politica prima del Covid si occupava in maniera marginale della sanità. Dopo il Covid ha cominciato ad occuparsene perché si è trovata costretta, però le risposte che attualmente propone sono insufficienti. Ieri è stata depositata, c'è stata la notizia che la Corte Costituzionale ha deposto una sentenza che secondo me oggi dovrebbe essere su tutte le prime pagine dei giornali e aprire tutti i telegiornali. Ha detto che in un contesto di risorse scarse, per far fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate da vincoli europei anche, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte rispetto a quella che si connota come funzione a garantire il fondamento diritto alla salute di cui è l'articolo 32 della Costituzione. E ha dichiarato non fondate delle questioni anche riguardanti la legge di bilancio del 2024 riguardo alle spese relative a diritti sociali, politiche sociali, famiglie e tutela della salute. Io non so più di questo, non so cosa aspettiamo. Chiarissimo. Ecco, è una questione che si lega anche al problema della mancanza degli infermieri. Dottor Bottega, ce ne sarà sempre più bisogno, però è una professione che non attira. Perché? Sì, è vero, nel senso che se noi ci poniamo una domanda, e penso sia anche il caso proprio di questo evento, di cosa hanno bisogno i nostri cittadini? I nostri cittadini, l'abbiamo visto dai dati che in questi 2 giorni sono stati snocciolati, hanno bisogno di assistenza perché la popolazione diventa sempre più anziana e c'è sempre più bisogno di assistenza. Però dall'altra parte, come ha detto lei, abbiamo la scarsità di risorse. I dati ce li ha dati ieri per quanto riguarda la Regione Veneto il dottor Costa. È un problema di carattere mondiale, il problema della carenza di infermieri. Soprattutto ne mancano nei paesi più poveri, perché su 30 milioni di infermieri che ci sono al mondo, il 5,3 milioni mancano nei paesi più poveri. E noi cosa facciamo? Andiamo a prenderli da questi paesi nel momento in cui le malattie non hanno confini? È notizia di questi giorni che c'è un problema in Congo, che c'è una sorta di influenza di cui non si capisce bene l'origine e lo sviluppo, che potrebbe anche interessare i paesi dell'Occidente. L'esperienza del Covid ci ha insegnato. Sì, e c'è anche un aspetto etico, chiaramente, nell'andare a prendere infermieri. Di privare quelle nazioni di personale infermieristico. Perché c'è una crisi di questo personale, in genere il personale d'aiuto? Perché c'è un problema di attrattività da noi sotto 2 aspetti. Uno, attrattività della professione, e
inutile nasconderlo, è un problema di carattere economico, perché se c'è una migrazione di infermieri dai paesi più poveri ai paesi più ricchi, vuol dire che è una questione di carattere economico, perché qui nel senso che nei paesi occidentali si guadagna di più che nei paesi dove vivono queste persone. E la stessa cosa succede per noi, cioè gli infermieri italiani che prendono poco vanno nei paesi, migrano nei paesi dove gli stipendi sono più alti. Ricordiamo che l'Italia ha il 20% in meno, gli stipendi degli infermieri italiani sono il 20% più bassi rispetto alla media europea. L'altro aspetto è legato al carico di lavoro e alla valorizzazione della professione. Sarebbe importante poter esprimere tutta la potenzialità delle professioni sanitarie non mediche, perché questo ci consentirebbe in qualche modo di dare una maggiore autonomia, un maggiore valore sociale a questa professione e nello stesso tempo, come è emerso in queste 2 giornate, lavorare in modo integrato, ciascuno dando il massimo di quello che può dare, potremo dare di più e anche in tempi più brevi. Quindi c'è un problema legato allo sviluppo e all'autonomia delle professioni infermieristiche, ma in genere delle professioni sanitarie non mediche. L'altro problema di attrattività è il problema di attrattività del Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo anche il problema delle cosiddette dimissioni precoci. Il dottor Costa ieri ha detto che il 50% delle dimissioni che abbiamo sono di personale che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile. E quindi vanno alla ricerca o di una maggiore flessibilità per conciliare i tempi di vita e lavoro o sempre una maggiore entrata dal punto di vista economico, quindi maggiori stipendi. Ecco, questo pone il problema della crisi della professione, quindi sostanzialmente sotto questi 2 aspetti. Ecco, Canova, quando ci siamo sentiti l'altro giorno era ad accogliere le matricole al corso di laurea proprio in professioni infermieristiche. Come stanno andando le immatricolazioni e anche come si invogliano i giovani? Sì, ci siamo sentiti, avevo appena finito una cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti ai corsi di laurea che purtroppo da qualche anno lasciano le sedie vuote nelle nostre sedi universitarie. Abbiamo vissuto un'inversione del trend, nel senso che fino a qualche anno fa c'erano 1,6 candidati per posto, adesso infermieristica ha 1 candidato per posto in Italia, quindi significa che una domanda uguale un posto, e qui in Veneto insomma abbiamo 643 domande su 954 posti messi a bando a Verona con l'Università di Verona e 815 su 1100 per quanto riguarda l'Università degli Studi di Padova. Come si riempiono questi buchi? Allora, questi buchi vanno riempiti a monte. A mio modo di vedere le azioni devono essere da parte di tutti, da parte nostra, da parte degli ordini, interloquendo con quelli che sono gli organi politici e soprattutto per andare a cercare, ad esempio, so che c'è in corso un'interlocuzione col governo, al sud Italia c'è invece un esubero di candidati, insomma c'è la possibilità che questi candidati vengano accolti nelle nostre aule del Veneto, comunque dei nord Italia dove ci sono posti disponibili. Qui va fatta un'interlocuzione anche con quelle che sono le realtà di politica locale, con i sindaci, perché poi questi ragazzi che si iscrivono hanno necessità di un alloggio, hanno necessità insomma di trasporti, hanno tutta quella che è la necessità di una popolazione che migra al di fuori insomma di quella che è la realtà locale. Non lo nego e l'ho accennato il collega, l'attrattività segue anche un profilo economico, nel senso che chiaramente i dati sono sotto gli occhi di tutti, 22-24% è lo stipendio inferiore, per chi lavora nelle long term care ha uno stipendio del 10-12% inferiore rispetto ai colleghi che lavorano nell'ambito ospedaliero. Siccome il contesto che ci ospita oggi parla appunto di terza età, insomma capiamo come la difficoltà sia quella di trattenere infermieri all'interno di questi contesti. E poi c'è un altro problema, che non è solo l'attrattività prima del corso di laurea, è anche l'attrattività durante la professione. Metà dei professionisti a un'età media di 37,5 anni cessano di prestare servizio all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Sono professionisti nel pieno della loro carriera, 37 anni e mezzo, che danno le dimissioni e sono quasi pari a quelli dei professionisti che vanno in quiescenza, quindi che vanno in pensione.
In questo va dato atto alla Regione Veneto di aver fatto una opera lungimirante con l'approvazione del piano regionale, che penso sia stato presentato brillantemente ieri dal dottor Costa. Abbiamo qui in sala l'assessore Lanzarin. È un esempio che va seguito, deve essere seguito da parte di tutte le realtà, ci deve essere un'interlocuzione anche a livello nazionale, perché ok risolvere il problema qui in Veneto, ma solamente qui in Veneto rischiamo nei prossimi anni di perdere quasi 3.000 unità infermieristiche. Io ricordo che 3.000 unità infermieristiche in meno sono 5 ospedali SPOC. Sono 5 ospedali che in Veneto nel 2029, che è dopodomani, rischiano di chiudere perché non ci sono infermieri. Ecco che quindi bisogna agire subito. E poi mi avvio alla conclusione. Nota che qui nel Vicentino mi inorgoglisce, avrò presenza come Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, assieme all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno, a essere presente a un tavolo di lavoro assieme all'università e a tutti i dirigenti delle aziende sociosanitarie del Veneto, per cercare di trovare delle strategie per aumentare l'attrattività dei nostri corsi di laurea. Ecco, secondo giro vi chiedo di essere molto brevi perché il tempo è tiranno. Dottor Zaramella, voi appunto non avete problemi di numeri, ma soprattutto le professioni più vicine alla gente, più in prima linea, penso ai pronto soccorsi, penso ai medici di famiglia, invece attirano poco. Come si affronta questo problema? Ma guardi, secondo me in realtà il problema è identico, cioè avere personale sanitario che non vuole fare una professione o non avere i numeri di una professione cambia poco, il problema è l'attrattività della professione. Tenete presente questo, la crisi della sanità è uguale a crisi del personale sanitario. Se noi non risolviamo il problema del personale sanitario, il problema sanità, la crisi della sanità non si risolve. È il primo passo. Noi possiamo parlare di intelligenza artificiale, possiamo parlare di PNR, possiamo parlare di tutto quello che volete. Se non risolviamo il problema del personale sanitario in tempi rapidissimi, il resto purtroppo sono parole che non porteranno soluzioni e purtroppo il grande costo di questo pericolo lo pagherà proprio la terza età. Quindi se vogliamo dare risposte bisogna risolvere il problema dell'attrattività delle professioni sanitarie. Rubo 10 secondi, siccome questo evento, ringrazio chi l'ha organizzato, è di estrema importanza e ci sono dei rappresentanti istituzionali e politici di tutti i livelli, io vi lancio questa proposta. Prevedete l'istituzione a livello nazionale di un ministero per la terza età e a livello regionale e delle varie amministrazioni di assessorati, perché ormai è un tema che merita un ministero e degli assessorati dedicati. Ecco, nominavo le professioni in prima linea, uno dei problemi Canova è anche la sicurezza, perché durante il Covid medici, infermieri erano eroi, adesso non passa giorno senza che si senta di un'aggressione e va già bene quando sono verbali, perché spesso non lo sono. Come si contrasta questo? Cosa chiedete anche magari per fare fronte a una situazione del genere? Ma guardi, io uso questa espressione, che le mani che ci applaudivano dai balconi durante gli eventi pandemici, in cui la nostra società ha forse riscoperto l'importanza delle professioni di cura, sono le stesse mani che oggi ci vengono alzate contro. Se andiamo avanti così, a fine anno in Veneto supereremo le 2.500 episodi di aggressioni. Nel 2020 erano 220. Quindi capite bene come il trend è esponenziale e sono di recente insomma le notizie di cronaca per quanto riguarda l'ambito di femminicidi. Il 62% è fatto di queste aggressioni, il 67% coinvolge il personale femminile, sono donne che subiscono queste aggressioni. Per affrontare il tema delle aggressioni è necessario affrontare un altro tema, ed è quello della nostra società. Stiamo andando incontro a una società che è sempre più portata all'esacerbazione della violenza
E in questo plaudo all'iniziativa del governo con la legge 137 che prevede l'arresto indifferita di chi opera azioni di violenza sia nei confronti del personale sanitario sia di danneggiamento ai locali sanitari, ma non basta. Serve una riscoperta di quella che è la cultura della cura e del rispetto di chi cura. E chiudo dicendo che gli infermieri, ma penso di poter parlare anche per i colleghi medici e per tutto il personale sanitario, devono essere difesi. E devono essere difesi dalle istituzioni, devono essere difesi dal personale preposto, perché ok i corsi di difesa personale, però io non posso tollerare che debba difendermi io in prima persona. Ci deve essere qualcuno presente nei luoghi in cui le aggressioni sono maggiori, contesti di pronto soccorso in primis, deve esserci qualcuno che sia lì a tutela della sicurezza dei sanitari. Garantire cure in sicurezza significa garantire cure di qualità. Se noi ci dimentichiamo di mettere al sicuro i nostri professionisti, ecco che non eroghiamo cure sicure per i nostri cittadini. Ecco, Bottega, il dottor Zaramella ha già dato qualche input alle istituzioni. Che cosa si può fare appunto per non trovarci poi fra 10-20 anni senza personale sanitario? È solo una questione economica? Quindi basterebbe, come ha fatto l'Albania, raddoppiare gli stipendi agli infermieri? Ci sono altri provvedimenti che possono essere utili? Sicuramente il primo è, come abbiamo visto, di fatto aumentare gli stipendi fa sì che poi le persone non migrano e quindi rientrino nei paesi. Da questo punto di vista si può fare qualcos'altro oltre a migliorare gli stipendi? Io penso di sì. Anzitutto lavorare su un provvedimento di carattere ordinamentale che vada a riscrivere le regole dell'esercizio professionale. Noi non possiamo affrontare le sfide della sanità futura con le regole dell'esercizio professionale dello scorso secolo. Quindi dobbiamo rivedere quali sono le potenzialità all'interno di ciascuna delle professioni sanitarie e farle esplodere, ampliarle il più possibile. Ultima cosa, perché vedo che il tempo sta per finire, noi abbiamo lanciato una proposta. Ieri il dottor Costa nella sua relazione ha detto: questo è quello che il Veneto sta facendo per affrontare l'emergenza infermieristica, la carenza di personale infermieristico e operatori di supporto. Però lo sta facendo il Veneto. Qui il problema è a livello nazionale. Allora perché non si istituisce un commissario straordinario per affrontare la carenza del personale infermieristico? Abbiamo il commissario per il granchio blu, tutto rispetto per il problema che ci sta causando il granchio blu, ma se quello che risulta da queste 2 giornate è che è a rischio la soddisfazione dei bisogni di salute dei nostri cittadini, perché non c'è qualcuno che ci mette la testa? Faccio presente una cosa sola: al Ministero della Salute non c'è un dirigente dipendente che sia infermiere. Metà della sanità è retta dal personale infermieristico. Nel Ministero della Salute italiano non c'è un dirigente infermieristico. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Penso che di spunti ne siano stati dati tanti, che le istituzioni qualche suggerimento l'abbiano ricevuto, quindi ringrazio Massimiliano Zaramella, medico e già presidente di Obiettivo Ippocrate, Giacomo Canova, neopresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Vicenza, e Andrea Bottega, segretario nazionale NURSIND, per questa interessante chiacchierata, e speriamo magari di ritrovarci fra non moltissimo tempo a descrivere una situazione diversa. Grazie. Grazie sul serio agli ospiti, grazie al dottor Zaramella, grazie a Giacomo Canova, grazie perché Bottega, sono arrivate sollecitazioni, credo che l'assessore Lanzarin che parteciperà fra poco ad un talk sul tema RSA o assistenza domiciliare
su alcune delle sollecitazioni che sono arrivate da questo palco darà anche delle risposte o comunque delle interpretazioni anche critiche, perché l'ipotesi del commissario straordinario sulle problematiche del personale sanitario, che può anche essere condiviso con quello del granchio blu. Tutto sommato il tempo gli dovrebbe essere sufficiente per occuparsi di entrambe le cose, così come l'idea lanciata da dottor Zaramella di istituire un assessorato nei comuni o un ministero completamente dedicato ai temi degli anziani. Adesso cambiamo argomento, perché è elemento recente il fatto che l'applicazione del decreto concorrenza, quello che ha terremotato i balneari, debba essere applicato anche al sistema sanitario. Ci chiediamo come tutto ciò potrà ripercuotersi appunto sulla sanità. Di questo ce ne parla il dottor Luca Degani, che è presidente di Uneba Lombardia. Uneba intuisco che sia l'unione delle attività e case che riguardano la Lombardia. Avvocato Degani, benvenuto. Bellissimo. Ci sono un po' di fogli miei, se vuole condividerli molto volentieri. Cantiamo insieme? No, insieme no, perché il tema, ma è vero che si rischia la stessa situazione delle spiagge? Stanno sempre meglio. Le spiagge stanno meglio. Infatti volevo cantare Spiagge Renato Zero, ma no. Ma se vuole, purtroppo se n'è andato il nostro maestro Diego, sì, che ci aveva accompagnato con il pianoforte, peccato. Data male. Aspettiamo l'anno prossimo. Andiamo a cappella. Buongiorno, grazie. E sono le 2:30, quindi le finte battute restano finte. Non parte lo 0-0, guardo il telefono per garantire i 15 minuti, non di più, e magari anche qualcosa di meno. Partito. Onestà intellettuale. Io avrei dovuto parlarvi del decreto concorrenza. Circa 4 settimane fa sono riuscito a passare sul Sole 24 Ore facendo esattamente il ragionamento che faceva prima chi mi ha presentato. Noi abbiamo i balneari che hanno prorogato la possibilità di dover applicare la decadenza delle concessioni pubbliche, dover andare in gara per il riaffidamento del demanio balneare. Avevamo il rischio che il mondo della sanità e del sociosanitario si trovasse davanti a una peculiare obbligatorietà di applicazione del decreto concorrenza. Onore al merito, lo accennava adesso, ma c'è la norma approvata dall'8ª e 10ª Commissione, io direi al Senato, se il Parlamento al Senato, hanno approvato congiuntamente in sede referente, che tradotto vuol dire che passa, la proroga al 31 dicembre 2026 dell'applicazione del decreto concorrenza, con alcune specifiche che in particolare prevedono la necessità di porre in essere una commissione che studi le modalità applicative del decreto concorrenza. In realtà, lo dico con grande rispetto, con una tematica di obbligatorietà di applicazione che è il vero punto di domanda sul decreto concorrenza. L'idea del decreto concorrenza è quella di dover applicare la direttiva Bolkestein, che prevede nel concetto del libero mercato europeo la messa in concorrenza da parte di tutti gli operatori economici di quelle che sono attività con prevalente finanziamento statale. In realtà la direttiva Bolkestein, bisogna dirselo con onestà intellettuale, esclude espressamente dalla sua applicazione i servizi sanitari. Voi sapete meglio di me che in Italia parliamo di sanità e sociosanitario, in Europa si parla di sanità. In Europa vi sono specifici trattati, forse il più particolare è il Trattato di Lisbona, che parlano del sociosanitario chiamandolo attività di interesse generale e di interesse sociale. Calcolate che le attività di interesse generale, o i SIG come si usa chiamarli in termini europei, sono espressamente esclusi
dalla disciplina della concorrenza, ma su una base fondamentale. Riconoscono agli Stati membri la facoltà di poter tutelare i propri principi costituzionali in ragione delle modalità erogative di quelle che sono i servizi di interesse collettivo. Sto usando collettivo e non pubblico appositamente. Calcolate che su questo in Italia si ragiona in termini di scuola, in termini di sanità ospedaliera, in termini di università, in termini di formazione, anche in termini di cultura. Ecco, io vorrei però che voi leggeste in queste terminologie escluse dalla logica della concorrenza europea l'idea del riconoscere all'Italia la propria peculiarità costituzionale e quella propria forte rappresentazione del diritto alla salute come un diritto universale e come una ratio normativa, ma che in realtà è più una ratio sociale, di lasciare al proprio ordinamento interno, di lasciare allo Stato quello che forse è il vero valore primario di un sistema di tutela della salute, è che è l'azione organizzativa e in particolare l'azione programmatoria. C'è chi tende a dire, alcuni giuristi che stavano cominciando a ipotizzare di dover contrastare l'applicazione del decreto concorrenza, che prima del decreto concorrenza e quindi della libertà del mercato vi è l'onere di programmare e l'onere di programmare resta alla pubblica amministrazione. Resta alla pubblica amministrazione senza un eccesso di piaggeria per la presenza del vostro assessore alla salute, ma una pubblica amministrazione che è oggi l'ordinamento regionale. La legge costituzionale 3 del 2001 ha definito come competenza concorrente tra Stato e Regione il sistema sanitario e lascia allo Stato la possibilità di fare il quadro, ma alla Regione la facoltà, anzi l'onere, di definirne il contenuto. Ecco, se c'è oggi un problema dal punto di vista di quella componente di sistema sociosanitario che riguarda la popolazione anziana, è esattamente la dimensione programmatoria. Io prima sentivo, e credo che diventerà un po' un mantra di tutti noi, la citazione del commissario per il granchio blu, che è un problema serio e anch'io evito qualsiasi battuta. È più serio il granchio blu del dire che bisogna sempre rinnovare le concessioni ai balneari. Ma resta il fatto che l'idea di dover programmare la dimensione di assistenza alla popolazione anziana, e sto dicendo appositamente alla popolazione anziana e non alla popolazione anziana non autosufficiente, ha una dimensione che, perdonatemi la schiettezza, io vedo ancora più necessaria, non in termini, ed è importante, di professioni, ma in termini di sostenibilità economica. Io non ho sentito la relazione del professor Rosina, che è un mio conterraneo e con livelli ben diversi, appartenente alla stessa università in cui studiai e un tempo insegnai. Ma credo che il professor Rosina ci abbia detto una cosa fondamentale. Noi abbiamo ormai sostanzialmente un terzo di popolazione ultra 65enne, ma quindi abbiamo un terzo di popolazione non produttiva dal punto di vista reddituale. Abbiamo un terzo di popolazione che non partecipa sostanzialmente più a quella che è la dimensione di finanziamento del sistema sanitario italiano. Il sistema sanitario italiano si basa sull'IVA e sull'IRAP come dimensioni di fonte di finanziamento circa per il 96-97%, poi vi sono componenti di fiscalità territoriale, ma non ci vuole granché a capire come l'IRAP sia un'imposta sulla produzione, l'IVA sia un'imposta sui consumi. Si produce poco per 65 e si consuma anche poco. Ecco, da questo punto di vista credo che più di parlare di concorrenza noi si debba parlare di programmazione. Si debba parlare di programmazione in primis rispetto a un'evoluzione demografica che non cambia soltanto i bisogni, cambia anche le risorse.
Allora si programma il sistema, decreto ministeriale 77, il passaggio dalla sanità ospedaliera alla sanità territoriale, dalla presa in carico dell'evento acuto alla necessità della presa in carico della continuità di cura sulla cronicità. Ma quindi si cambia anche la dimensione economica, magari il passaggio da un'idea di fondo sanitario nazionale come Moloch a una giusta volontà magari dell'ordinamento statale di mettere a sistema anche la sanità integrativa di matrice contrattuale. Quanti contratti collettivi hanno la sanità integrativa? Quanti di questi contratti, a partire dal mio dell'UNEBA, pensano tanto all'odontoiatria e poco alla long term care? Quanta sanità integrativa, assicurativa esiste in Italia? Quanto poco magari vi è una defiscalizzazione sempre più forte per portare a un obbligo o comunque a una facoltà accompagnata di un'assicurazione integrativa per la long term care. Io devo ridefinire l'azione programmatoria nel sistema dei servizi, ma devo agire anche in termini programmatori per quello che è il sistema economico che quei servizi deve garantire. Io devo magari pensare che una sanità prestazionale, il modello che noi 30 anni fa studiammo rispetto al Canada, ai DRG o raggruppamenti omogenei di diagnosi, alla lettura prestazionale, a una modalità di spesa del Fondo Sanitario Nazionale basato su autorizzazione, accreditamento, accordo contrattuale, in cui accreditamento, accordo contrattuale pensavano a una tariffa per prestazione. Quanto è importante adesso, e l'ho letto in un intervento anche qui del vostro assessorato, pensare ai percorsi di continuità di cura, pensare al budget di salute, pensare a quella che non è solo la filiera dei servizi in termini organizzativi, ma è anche la tariffa economica non per la prestazione, ma per il percorso di continuità di cura, che funziona sull'anziano, ma in primis funziona sul cronico, che è non solo anziano, chi consuma, essendo il 30%, il 70% delle risorse. Ecco, da questo punto di vista credo davvero che sia tutto magari da tentare di essere letto in maniera più sistemica. Noi abbiamo un PNRR che certamente ci è servito a finanziare la ridefinizione della sanità territoriale, ma l'ha fatto perché eravamo in stagflazione anche. Poi c'è stato il secondo cigno nero, la guerra in Ucraina, è scoppiata l'inflazione, possiamo magari accontentarci di ristrutturare meno contenitori, ma mantenere quell'idea di percorsi di continuità di cura. Dal PNRR abbiamo preso quei quasi 3 miliardi di euro per la ridefinizione dell'assistenza domiciliare, di cui ascolteremo dopo, ma come sono certo ci diranno dopo, la presa in carico domiciliare di quel 10% di ultra 65enni obiettivo PNRR deve avere un prosieguo post 2026, quando finiranno le risorse, B, non è avversativo diversa perché riguarda bisogni diversi, l'appropriatezza resta il mantra del modello di risposta di qualsiasi azione sanitaria, l'RSA risponde a un ultra 85enne, ormai anche ultra 86-87 con 3 o più comorbidità, probabilmente l'ADI non deve rispondere agli ultra 65enni, ma magari clusterizzare un po' meglio i beneficiari tra 65, 75, 75, 85, fare prevenzione su una certa fascia di età e fare un'azione più significativa su un'altra, intermedia, pensando agli ultra 85 in maniera diversa, quel 7% di residenzialità RSA rivolta agli over 75enni che fa 500.000 di posti letto, oggi ce ne mancano 200.000, quella sostenibilità economica di sistema oggi deve farci dire con un sorriso d'amicizia e vicinanza che prevedere la gratuità per quelle patologie cronico-degenerative come l'Alzheimer o come i decadimenti neurocognitivi all'interno di una struttura sociosanitaria vuol dire uccidere definitivamente l'inverno demografico e la sostenibilità economica di sistema. In altri termini, davvero io credo che l'ascolto di chi fa politica sanitaria e la domanda a chi fa politica sanitaria sia di porsi come
un attore della programmazione che non dico aborra la concorrenza, ma che capisca che oggi ciò che è fondamentale non è una concorrenza, ma è un'azione programmatoria. È la scelta dei servizi a filiera, è la scelta dell'uscita della dimensione prestazionale, è la scelta del budget di cura, è la scelta della possibilità di leggere la sostenibilità economica integrando nuove diverse fonti economiche. Prima o poi probabilmente bisognerà anche ragionare nuovamente di tassazione sui patrimoni e non solo sui redditi, se davvero, come dice Rosina, la fascia degli italiani sarà su soggetti più patrimonializzati e meno capaci di produrre reddito. È la scelta anche di capire quali possono essere processi di defiscalizzazione, non solo rivolti magari alle coperture assicurative, ma agli attori che agiscono in questo sistema con tranquillità, ma forse non è un caso che quel soggetto che si chiama impresa sociale nell'ambito del terzo settore preveda la defiscalizzazione sia sui profitti ma anche sugli investimenti per l'impresa sociale che opera in sanità e nel sociosanitario e nelle altre attività di interesse generale. Serve mettere a sistema le tante norme che hanno tutte una logica di mutamento sociale di una società sostanzialmente anziana, ma che ha bisogno di mantenere alti percorsi di qualità di vita. E su questo davvero mi pongo all'ascolto di chi è l'attore della politica territoriale e vi ringrazio. Troppo veloce, mi ero preso indietro. Grazie, Avvocato Degani. Ciao. Complimenti per il tuo libro sull'OS. Ha rispettato il tempo che ci eravamo ripromessi di rispettare sempre, invece stamattina siamo andati sicuramente molto più lunghi. Quando si parla di anziani, avete visto che finora abbiamo sempre parlato di longevità, di terza età, non abbiamo mai distinto tra autosufficienti e non autosufficienti, ma sappiamo benissimo che la non autosufficienza è quello stadio dell'invecchiamento che fortunatamente non capita a tutti, ma che è quello che preoccupa di più la persona, le famiglie, e che chiama in causa la cura e l'assistenza. Chi arriva alla non autosufficienza, come deve essere seguito, da chi deve essere seguito? È giusto privilegiare il mantenimento nella propria casa, insieme con i propri affetti, quindi con una adeguata assistenza domiciliare, o è più corretto dare forza all'investimento sulle RSA? Assistenza domiciliare integrata, RSA. Ci sono diverse scuole di pensiero. L'impressione che si ha da fuori è che qualche volta confliggano, che si distinguano e che in gioco ci siano costi, affetti, organizzazione, valore dell'assistenza, impegno nella cura, che non sono concatenati, che distinguono le due filosofie di pensiero. Ed è una questione, come abbiamo detto, molto complessa, per cui dedichiamo questo ultimo panel, poi avremo il finale insieme con il sindaco della città che ospita questi stati generali, con il sindaco Possamai. Intanto invito gli ospiti di questo ultimo talk, che sarà coordinato da Andrea Ludovico Baldassin, che è l'amministratore delegato di Edra. Insieme con lui, intanto benvenuto e grazie della sua disponibilità. Grazie. Con lei la Presidente di Agenas e qui come Assessore regionale del Veneto alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin, il Professor Marco Trabucchi, Presidente italiano di psicogeriatria, che invitiamo, la Dottoressa Laura Schiavon, in rappresentanza della comunità di Sant'Egidio, e Roberto Volpe, Presidente di Uripa. Ecco che ci raggiungono, io vi leggo
Dottoressa, grazie, nella disponibilità, si accomodi. Arrivano prima gli anziani, quindi Volpe. Mi sembra molto calzante oggi. Sì, benvenuto anche a Roberto Volpe. Ben ritrovato al professor Trabucchi. Dividetevi una sedia, non sedetevi tutti e due Bene. sulla stessa, possibilmente. Sono in mezzo. Grazie agli organizzatori per avermi voluto qui e complimenti anche per la profondità della discussione che è emersa in questi giorni. È per me davvero anche un grande piacere essere qui con veramente un panel di altissimo profilo a confrontarci su un tema che è stato poc'anzi ben introdotto, e non possiamo non ricordare quello che è già stato ribadito tante volte nel corso di questi 2 giorni, ovvero l'Italia è la prima nazione in Europa per numero di anziani, la seconda al mondo, 2/3 delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, cioè gli 830 miliardi che spendiamo ogni anno, se ne vanno sugli over 65, e indubbiamente in questo abbiamo, anche post pandemia, messo alla luce quanto sia critico ripensare da una parte il ruolo dell'anziano nella società, come è stato anche poc'anzi detto, ma soprattutto anche delle strategie sociosanitarie assistenziali. E nel quadro di riforme previste dal PNRR è anche nata una legge 33 che, come è stato accennato poc'anzi, mira a ridefinire il profilo sociosanitario assistenziale per la terza età, puntando alla domiciliazione delle cure, dove sono anche già partite una serie di sperimentazioni promosse da FIASO, quindi la Federazione delle Aziende Ospedaliere, anche legate poi a dei protocolli di telemedicina e telemonitoraggio che il direttore generale di Agenas, Domenico Manton, ha anche accennato stamani. E quindi abbiamo il piacere di iniziare con la dottoressa Lanzarin, che dicevamo qui quale assessore alla sanità ai servizi sociali della Regione Veneto, ma anche, insomma, non possiamo dimenticare, presidente di questa Agenas, che indubbiamente oggi è anche uno degli attori chiave nel ridisegnare la governance delle cure, perché poi comunque agenzia chiave nella definizione anche del DM77, solo per citare questo decreto ministeriale che anche ridefinisce i modelli organizzativi. Dottoressa Lanzarin, ci troviamo davanti appunto a da una parte a un cambio culturale che sicuramente è fondamentale da fare e che serve anche all'Italia per dare una prospettiva, dall'altra sicuramente a una necessaria riorganizzazione dal punto di vista sociosanitario assistenziale. In questa prospettiva quale ruolo devono avere le RSA e quale ruolo può avere la domiciliarità delle cure? Intanto buongiorno a tutti, io nuovamente l'ho fatto anche ieri, insomma, durante il saluto iniziale. Ringrazio chi ha pensato e voluto questi stati generali della terza età, e io ho assistito ieri a qualche intervento, poi insomma oggi pomeriggio, e vedo che effettivamente si è voluto cercare di avere una visione a 360 gradi. Sarebbe stato troppo facile, guardo l'amico Roberto Volpe, pensare e focalizzarci solo su una traiettoria quando parliamo di terza età. Invece si è cercato di spaziare un po' su tutto quello che riguarda la terza età e che oggi ci deve in qualche modo rendere ci deve far arrivare preparati, anche se non saremo preparati, insomma, a quelli che sono i numeri che abbiamo visto, insomma, ci sono stati evidenziati in questi giorni. Allora, parto un po' facendo una considerazione generale. È chiaro che dopo l'emergenza pandemica abbiamo capito che l'anello debole del sistema sanitario e sociosanitario era ed è il territorio, più o meno. E quindi siamo intervenuti, e quindi mi riferisco, insomma, a livello nazionale. Agenas ha avuto un ruolo importante nella definizione, l'accompagnamento, e oggi in alcune delle partite inserite nel PNNR, nel DM77, e quindi siamo intervenuti con un provvedimento che è il DM77, è stato ricordato ieri, è stato ricordato anche nelle tavole rotonde che mi hanno preceduto, che vuole ridisegnare la centralità del territorio, la medicina di prossimità, la presa in carico della persona fragile, anziana, cronica, più vicina a casa, più vicina possibile al proprio domicilio. Questo è il focus del DM77, quindi le case di comunità, le COT, le centrali di riferimento, gli ospedali di comunità, insomma tutta quella che è un po' la costruzione, l'infrastruttura, insomma, diciamo, del DM77, la telemedicina, accanto al telemonitoraggio e telecontrollo, e anche l'assistenza domiciliare.
perché lì c'è inserito insomma in maniera molto forte il tema dell'assistenza domiciliare integrata, l'ADI, mettendo dei parametri anche ben definiti, che sono quelli appunto di un raggiungimento su base nazionale del famoso 10% per gli over 65. Parametro che il Veneto ha già raggiunto abbondantemente. Noi siamo all'11,1% nel 2023, io ho guardato proprio in questi giorni i dati del 2024, siamo già all'11,4%, quindi noi il dato nazionale che le altre regioni devono raggiungerlo nei prossimi entro il 2026 l'abbiamo già di fatto raggiunto rispetto a quella che è appunto quella percentuale di persone seguite in ADI over 65. Però io credo che c'è stato un, tra virgolette, fraintendimento, non lo so, equivoco rispetto a pensare che oggi le persone anziane in generale possono essere tutte assistite a casa con l'assistenza domiciliare, perché non è così, non è la verità. Oggi possiamo sicuramente, dobbiamo garantire al domicilio le cure più maggiori possibili. Sicuramente la persona che viene assistita in casa ADI è una persona che può avere un post operatorio, che può avere una situazione di un certo tipo, che può poi avere un'implementazione tra assistenza domiciliare e cure palliative nel corso insomma di una diagnosi, di un decorso di un certo tipo. Però una persona anziana invece non autosufficiente o che comunque ha tutta una serie di patologie, che ha tutta una serie di problemi, oggi sicuramente non può, a mio parere, insomma, ma credo anche al parere degli esperti, essere seguita in assistenza domiciliare, perché l'assistenza domiciliare non è assistenza H24 tutto il giorno, quindi c'è anche bisogno di un accompagnamento diverso, cioè è un'assistenza sanitaria. Una persona invece che è sola, che non è autosufficiente, che non ha una rete sociale, che ha bisogno di un'assistenza ma che non è un'assistenza sanitaria diciamo forte, che non è un'assistenza intensiva, deve richiedere un altro contesto. E credo che il demonizzare le case di riposo o le RSA, come le chiamiamo, soprattutto durante il periodo Covid, poi possiamo aprire anche pagine, cosa è successo, come è successo, e quindi imparare da quello per capire come proteggerle meglio, come farle rispondere meglio. Ma non è oggi, secondo me, la visione giusta e corretta, anche perché, ripeto, economicamente, ma anche da un punto di vista, visto che abbiamo appena sentito il discorso delle professioni sanitarie, anche da un punto di vista di personale, oltre un tot di assistenza domiciliare non riusciamo a garantirla. Quindi è chiaro che noi, se vogliamo affrontare la sfida della terza età, noi dobbiamo mettere insieme pezzi di progettualità, pezzi di servizi, che sono sicuramente l'assistenza domiciliare, che sono la semiresidenzialità, che sono la residenzialità leggera, ma che sono anche la RSA. Ma quindi, senatore, a livello anche di politiche nazionali c'è qualche aggiustamento forse che è opportuno fare? Presidente. Ah sì, scusi. No, allora, io credo che politiche nazionali, e qui entriamo in un altro, insomma, discutiamo molto spesso su questo anche con l'amico Volpe, ma anche col professor Trabucchi, che ci siamo incontrati in tanti contesti assieme. Allora, oggi il livello nazionale è un Ministero della Sanità che si occupa di sanità, di cronicità, di percorsi dedicati, ma che non contempla gli anziani all'interno di questa visione. Sono i cronici per loro probabilmente, quindi quando parliamo di cronici ci sono giustamente anche gli anziani. Poi c'è un Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, che io però, lo dico, insomma, sono sempre più convinta che sia più un ministero che si occupa del lavoro che delle politiche sociali. Poi lavoro è politica sociale, perché avere un lavoro è comunque una politica sociale, però oggi non è proprio la direttrice principale, che ha il fondo non autosufficienza nazionale, perché è una parte il fondo di non autosufficienza nazionale, minima, cioè
Diamo due numeri. Il fondo non autosufficienza del Veneto cuba 850 milioni. La parte che arriva a livello nazionale dal fondo non autosufficienza nazionale è 60 milioni. Quindi è una minima parte che è nelle politiche appunto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che ha un'impronta più sociale. E poi ci sono altri, quindi è chiaro che non c'è una visione oggi unitaria e c'è una visione spezzettata. Allora, se la domanda è, come ho sentito, un ministero della terza età potrebbe essere utile? Allora, potrebbe essere utile nel momento in cui è un ministero che però non deve dipendere dagli altri. Cioè, nel senso che se è un ministero che poi comunque le risorse sono quelle del fondo sanitario, oppure è un ministero senza portafoglio come ci sono altri ministeri, alla fine riesce a far poco, quindi forse ci vorrebbe una riorganizzazione dei ministeri in maniera diversa. Grazie. Grazie Presidente. Dottor Volpe, lei è Presidente dell'Unione Regionale per gli Istituti per gli Anziani. Si trova in accordo con la visione che ci ha appena annunciato la dottoressa Lanzarin? Qual è il valore che oggi le RSA possono offrire al contesto e come possono interagire anche con quelle dinamiche innestate di domiciliarità delle cure? Guardi, forse basta farci una domanda. Cosa succede se togliamo le RSA dal mercato dei servizi agli anziani? Quindi l'indispensabilità delle residenze per anziani, che possono piacere o meno, viene dai numeri. Noi abbiamo una popolazione oltre ottantenne che passa da 4.800.000 in Italia oggi a 8 milioni nel 2050. La non autosufficienza non assistibile a domicilio è caratterizzata da anziani che oggi hanno una media di età di 85 anni. È inequivocabile che c'è bisogno di residenzialità, c'è bisogno di grande complicità tra residenzialità e domiciliarità. A un certo punto in questo paese è passato il concetto che noi eravamo le cose più brutte che erano nel mercato dei servizi. Io ricordo certe affermazioni con le quali siamo stati definiti nei periodi post-Covid, cioè noi non potevamo neanche, siamo riusciti a far passare nell'opinione pubblica che eravamo dei lazzaretti dove addirittura nessuno voleva venire neanche più a lavorare per paura di essere contagiato, eravamo noi che contagiavamo l'esterno. Abbiamo visto di tutto, ha vinto chi giustamente ha fatto la sua parte rivendicando che il ruolo del domiciliare fosse l'unica soluzione alla non autosufficienza, un paese il secondo più vecchio al mondo che nel PNRR non mette un centesimo da residenza per anziani, mette 4 miliardi per il domiciliare, che ricordo sono 91.000 anziani assistiti per 2 ore al giorno per 2 anni. Questo è il valore dell'investimento, 4 miliardi, 2 ore al giorno, 91.000 anziani per 2 anni. Tra 2 anni per riproporre 2 ore al giorno a quei 91.000 anziani, il Paese deve avere altri 2 miliardi da mettere nella finanziaria. Allora è legittimo chiedersi perché. È legittimo chiedersi perché nella legge della riforma della non autosufficienza la parola RSA è citata una volta. Allora, più che interrogare me, andrebbe interrogato chi, avendo coscienza di tutto questo, non si è reso conto che il non investire nelle residenze per anziani è stato un errore che questo Paese pagherà a caro prezzo, perché le 10.000 famiglie che oggi hanno i 10.000 anziani che chiedono di essere accolti nelle strutture per il Veneto, sapete cosa sono 10.000 famiglie? Provate a interrogarvi ognuno di voi se in questo momento vi suona il telefono, chi ha il genitore e vi chiamano da casa e vi dicono che la mamma e il papà si è sentito male ed è stato portato in ospedale e fra 2 giorni lo dimetteranno dall'ospedale. Questa mattina ci hanno detto che invecchia, lo sapevamo, la generazione dei boomer, persone che sono sole. Io lo dico ai sindaci, tra qualche anno dovrete chiamare sindaco e aggiungere sotto l'etichetta l'assistente sociale,
perché avrete gli ospedali che vi chiamano e vi dicono: dove porto Roberto Volpe in dimissione dall'ospedale che non ha nessuno a casa che lo assista? Lo porto in comune? Cioè, e guardate, queste non sono interpretazioni soggettive, noi possiamo avere opinioni politiche, ma i numeri non mentono. Se passasse il concetto che tutti li assistiamo a domicilio, sapete, in un anno sono 525.000 minuti. Un operatore, una persona nell'anno lavora 92.000 minuti. Per fare un turno, coprire una persona a casa ci vogliono 5,37 teste. A 0,49 centesimi al minuto vuol dire che per investire risorse su un anziano assistito a casa H24 ci vogliono all'anno 225.000 euro. Abbiamo fatto passare il concetto però che il diavolo sono le strutture e è sano tutto quello che va a domicilio. Grazie, dottor Volpe. Prego. Professor Trabucchi, lei è indubbiamente uno dei più noti ricercatori sull'ambito della geriatria. No, diciamolo seriamente, è già presidente della Società Italiana di Geriatria, quella di psicogeriatria, e anche direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia. Qual è la sua prospettiva su questo tema? Abbiamo colto la prospettiva quindi di un soggetto istituzionale, abbiamo colto la prospettiva di un soggetto tecnico. La prospettiva di un soggetto scientifico qual è su questo tema così importante di rimente? Sì, prima vorrei invitare all'ottimismo, perché basta sentire parlare di tristezze. Tra l'altro siamo in Veneto, dove c'è una catena, un insieme di servizi per gli anziani, come abbiamo sentito bene dall'assessore, e anche di RSA di eccellenza. E quindi vorrei un po' di ottimismo. Basta continuare a dire dobbiamo. C'è già molto in Veneto. E questo lo dico con uno sguardo dall'esterno, perché, come voi sapete, non vivo più in questa regione, che pure è una bella regione, e poi ha questa tradizione fortissima di servizi integrati che deriva ancora dall'epoca democristiana, vi potrà piacere o meno, ma a me piace, che ha impostato quello che c'è oggi e che poi è stato seguito con intelligenza dalle attuali amministrazioni. Quindi, primo punto, vi prego, ottimismo, non andiamo via di qua piagnucolando. Seconda osservazione, dove funzionano, come in questa regione, le RSA sono un punto fondamentale del sistema di protezione degli anziani e sono un punto fondamentale che funziona, che rispetta la libertà e la dignità delle persone, che non incappa mai nei NAS. Diciamo anche qua chiaramente, quando i giornali ci dicono i NAS hanno visto, andate a vedere poi dove sono, dove si colloca. Adesso non voglio fare l'antimeridionale, per carità, non è nella mia cultura, ma dobbiamo vedere che le ingiustizie perpetrate a sfavore degli anziani ospiti non avvengono in regioni come le nostre. E questo è un altro punto forte che possiamo dire. Poi dobbiamo dire la realtà invece del bisogno, la realtà clinica. Oggi di fronte a persone che vivono sempre di più e quindi sono sempre di più, ma soprattutto sono sempre più ammalati. Una volta morivano perché quando io ho iniziato a occuparmi di demenze, ormai ovviamente tanti anni fa, la sopravvivenza di un ammalato di demenza dalla diagnosi al momento in cui moriva era di 3-4 anni, oggi è di 10. Voi capite che quindi a parità di incidenza della malattia abbiamo raddoppiato il numero delle persone e questo è un fatto incredibile, oppure credibile, ma e poi raddoppiato. Abbiamo tante persone affette da demenza, faccio l'esempio della demenza ma da tanti altri problemi somatici, i quali sono molto avanzati nella loro malattia, perché l'inadeguatezza dei servizi sanitari una volta li faceva morire prima. Quindi dobbiamo pensare alla gravità del problema assistenziale di molte persone che non ce la fanno ad essere assistite a casa. Io adesso non voglio qua citare, fare lo strappalacrime dicendo quante persone mi telefonano alla settimana per chiedere un posto, per dire professore come facciamo, non resistiamo più, non ce la facciamo più. Non è questo. Ma se abbiamo davvero un'osservazione
reale su quello che capita nelle nostre città, intorno a noi, il problema degli anziani mal assistiti è un problema vero. E allora la risposta che stiamo dando fortunatamente in alcune regioni come il Veneto, anche se giustamente Volpe ci dice che mancherebbero 10.000 posti per rispondere alle domande, è una risposta razionale, non è una risposta. E ci tengo a dire, non c'è nessuna somiglianza coi manicomi. Dobbiamo avere chiaro di dirle le cose, perché qualcuno aveva detto che noi eravamo ai manicomi. Noi siamo i luoghi dell'assistenza stabile in Veneto sono luoghi di rispetto della dignità, di rispetto il più possibile della libertà, il rispetto il più possibile delle condizioni di salute. E qui vi dico una cosa che ho già ripetuto tante volte, che forse all'interessato non farà piacere, ma in un convegno di 1 anno e mezzo fa ho visto il direttore di una persona, di un'istituzione per anziani che stava piangendo. E alla mia domanda perché piange? Perché ho avuto notizia che nella mia RSA un operatore, non si sa chi, ha dato una sberla ad un paziente. Voi capite che fino che in una regione troveremo un direttore di RSA che piange perché avviene una cosa di questo tipo, deprecabilissima, ma che capita, saremo garantiti. Io personalmente mi sento garantito per il mio futuro se dovessi un domani essere ricoverato in una RSA del Veneto. Quindi non manicomi, ma luoghi dove le persone ricevono un'assistenza adeguata. È certo che bisognerà rifare ancora tante cose, migliorare il problema della formazione, giustamente toccato prima, è un problema drammatico. La formazione dei medici, la formazione e il numero dei medici, la formazione degli infermieri, la formazione degli OSS, i quali nella mia prospettiva stanno diventando il centro anche dell'assistenza sanitaria. E noi facciamo finta, gli impediamo ancora di dare i farmaci, ma sono cose dell'altro mondo che non hanno nessun senso. La formazione degli OSS che diventerà centrale per garantire il benessere anche sul piano somatico. Quindi la mia conclusione è: qui non voglio fare polemica con l'assistenza domiciliare, l'ha già fatta giustamente il mio amico Volpe, ma a proposito, non doveva essere questo il 50° di festa dell'Uripa? È sparito quella roba? Dopo. Dopo lo fanno. Basta, perché ero venuto apposta per festeggiare. Se no, perché è un'età. Vabbè, allora concludo dicendo davvero che dal mio punto di vista professionale, ormai, come avete sentito, carico di onori ma anche di pesi, la visione che ho delle nostre residenze per anziani è una visione di ottimismo del presente, che se noi diffondiamo le idee sbagliate, con che cuore il figlio o la figlia o il fratello mette un ammalato in una RSA, se c'è in giro l'atmosfera che quelli siano luoghi di perdizione, luoghi di violenza, luoghi di mancato rispetto. Io credo quindi che dobbiamo, sarei felice di sentirlo riaffermare, in particolare dai sindaci, perché sono loro che sono quelli che garantiscono il collegamento con le comunità e quindi la gratitudine delle comunità, riaffermare dai sindaci che questi sono luoghi di cura che non hanno alternativa. Grazie. Grazie professor Trabucchi, anche grazie per averci lasciato questa importante riflessione anche sul valore prospettico anche degli OSS, sicuramente molto importante a tenere a mente per il futuro. Ma abbiamo il piacere di avere con noi anche la dottoressa Schiavon, responsabile del servizio anziani della comunità di Sant'Egidio e consentitemi, non sfugge che comunque l'artefice poi della legge 33, il presidente della commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana è Monsignor Vincenzo Paglia, che è anche consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio, e peraltro nella pubblicazione che proprio Vincenzo Paglia ha fatto sugli anziani cita anche alcuni racconti proprio della comunità di Sant'Egidio. Quindi dottoressa Schiavon, qual è la sua prospettiva rispetto anche ai contributi che abbiamo appena ascoltato? Sì, intanto un saluto a tutti e ringrazio anche gli altri relatori. Rispetto alla domanda che ci è posta oggi pomeriggio, è una domanda che io prima di rispondere avanzerei un'altra domanda: che cosa ci dicono gli anziani?
Io qui oggi pomeriggio mi sento un po' di portare anche le domande di tanti anziani che in questi ultimi 30 anni con la comunità ho avuto la fortuna di incontrare e visitare sia nelle case che negli istituti, e quindi davvero bisogna essere positivi, sono d'accordo, ci sono tanti servizi, ma tanto di più si può fare, perché ci sono tanti anziani, sia autosufficienti che non autosufficienti, attualmente in casa, che per vari motivi, perché sono soli, perché c'è la difficoltà burocratica, non riescono a raggiungere questi servizi. Quindi faccio un passo indietro prima dell'inserimento eventuale dell'RSA. C'è da dire che gli anziani hanno un desiderio, hanno un pensiero, e ancora più prima di una programmazione già prestabilita, l'ascolto di quello che ci chiedono è fondamentale. La decreto legge anziani dello scorso marzo 2023 arriva da un percorso dettato anche da una da un vuoto legislativo degli ultimi 20 anni, ma che è diventato più emergente con la pandemia. Ma ci sono state e ci sono, direi tuttora, delle emergenze che non ci possono far trovare impreparati, e l'ultima di queste emergenze io la chiamerei la solitudine. Non a caso il Ministero, non a caso in Inghilterra nel 2018 è stato previsto un Ministero per la solitudine. La solitudine alle volte non fa fare una scelta all'anziano, ma perché l'anziano non può scegliere dove stare? Allora, io di fronte anche alle tante sfide che gli anziani ci pongono, racconto, o propongo alcuni versanti, alcune, prospettive, alcune scelte. Prima c'è un discorso culturale di come le nostre città possono essere una città amiche degli anziani, in cui ci possano avere un posto, quindi sia l'anziano a casa sia l'anziano in struttura, non debbano essere scollegati, perché ci sono veramente tantissime storie che portano anche a situazioni estreme, come anche il barbonismo degli anziani. Okay? Alle volte c'è un accesso in struttura dettato unicamente per aspetti sociali e non sanitari. In questo momento, con una delle RSA di Padova, io vengo da Padova, stiamo definendo l'uscita di una persona non anziana che c'è finita per 4 anni perché non c'era altra soluzione, e così abbiamo altre storie di questo tipo, e quindi c'è anche una domanda su tutta una parte di persone che stanno nell'RSA che forse potevano stare a casa loro, ma lì c'è da ridefinire rispetto al discorso del dottor Trabucchi dei servizi già presenti, una nostra esperienza ormai ventennale, ed è arrivata anche a Padova nel 2021, il programma Viva gli Anziani, un programma di monitoraggio delle fragilità nel territorio che permette, con un monitoraggio attivo fatto di telefonate e di visite, di poter agganciare, e questo forse io lancerei, sarebbe bello che ci fosse in tutte le città, agganciare l'anziano a quei servizi che già ci sono, perché ci sono tutta una serie di persone che per tanti motivi, la solitudine in primis, non riescono da soli a raggiungere questi servizi. E poi l'altro tema è quello abitativo, una soluzione all'RSA, ma una soluzione potrebbero essere tante nuove realtà abitative. L'esempio sono le convivenze solidali, cosiddetti co-housing, che potrebbero nascere, che potrebbero essere una soluzione a impatto economico meno rilevante della retta dell'istituto. Certo, bisogna idearle, bisogna pensarle, però è un'esperienza che noi già da più di 25 anni stiamo facendo. Molte sono a Roma, molte in altre città, 2 ne abbiamo aperte a Padova, e che possono rispondere a una delle tante domande degli anziani.
a me colpisce che in tante nostre città una delle telefonate più diciamo ripetuta è quella di trovare un posto dove stare o per poter rimanere a casa propria ma non da soli, o poter stare in un ambiente familiare insieme ad altri. Telefonate che arrivano da familiari, telefonate che arrivano da anziani stessi. Quindi dico, c'è una scelta da fare a partire dall'ascolto degli anziani. Grazie dottoressa Schiavon. Ma professor Trabucchi, anche in base a questi elementi, la discussione tra domiciliarità e RSA non è in qualche modo anche una riflessione che che sottende anche un cambio culturale che in qualche modo dobbiamo affrontare anche come società, una riformulazione anche di un patto sociale? Sì, non c'è dubbio che noi, innanzitutto, la medicina non può assumersi tutte le responsabilità di questo mondo, cioè se il patto sociale nella società non funziona, non siamo noi a dover fare i medici, penso che il collega sia d'accordo, i medici della società. Noi siamo i medici che ci occupiamo delle malattie e aiutiamo la coesione sociale, non c'è dubbio, perché curando le malattie noi curiamo anche lo star bene insieme della gente. Però lei pone la domanda, dice, dobbiamo cambiare testa un po'. Sa, dipende dall'evoluzione che si è avuta, dipende dalla storia di un determinato paese. Io ritengo che la sensibilità della collettività veneta sia già partita avanzata. Mi ricordo 20 anni fa, quando si parlava negli vari convegni che organizzavamo al sud, mi venivano a dire: ma da noi non c'è il problema degli anziani perché noi la famiglia tiene. Vado a vedere adesso cosa sta succedendo in Calabria, in Sicilia, certo. Non c'è più nulla, c'è la desertificazione. È avvenuto con tale rapidità il cambiamento dello stile di vita che adesso la società sta soffrendo molto di più di quanto non soffriamo noi. Però anche noi certamente dobbiamo adeguarci sul piano culturale, quindi dobbiamo studiare. Guardi, non voglio fare il professore da strapazzo, ma dobbiamo studiare. E siccome nessuno ci pensa, perché l'università, escluso pochi casi, non ci sta pensando ai poveri vecchi fragili, dobbiamo creare, a mio giudizio, dall'interno del sistema e quindi dall'interno dell'RSA e dall'interno anche di quello che funziona assessore negli altri settori, dei luoghi dove si pensa, dei luoghi dove si ipotizza il futuro, senza partire dal pessimismo, perché, ripeto, i poveri vecchi fragili non hanno bisogno di operatori pessimisti, hanno bisogno di gente che crede nelle piccole cose, nelle piccoli vantaggi che possiamo costruire ogni giorno. E allora dico, bisogna darsi da fare e studiare, sperimentare, avere tempo per provare a vedere, sempre nel rispetto della dignità delle persone, quindi mettendoci, come diceva giustamente la dottoressa, sempre nella logica di guardare anche cosa vogliono, quali sono le cose migliori, ma poi anche mettendo insieme la nostra cultura. Io ritengo di avere una sufficiente cultura civile per poter rappresentare gli interessi anche di persone anziane. Dopo vanno ascoltati, ma dobbiamo avere l'orgoglio, e qui finisco, di dire che nel nostro sistema ci sono già le basi per poter costruire qualcosa di significativo per il prossimo domani. Grazie professor Trabucchi. Peraltro, appunto, a proposito di sperimentazioni, anche in relazione a quanto diceva poc'anzi la dottoressa Schiavon, Cassa Depositi Prestiti ha avviato anche un progetto per senior housing, quindi proprio sperimentale anche per aggregare degli anziani. Però, dottor Volpe, volevo tornare da lei perché emerge da tutto il panel un riconoscimento importantissimo verso l'RSA, in particolare un'eccellenza della Regione Veneto. Quindi come possiamo anche riabilitare questa immagine che non è uscita positiva dalla pandemia? Come possiamo anche esportare questa eccellenza della Regione Veneto verso il resto d'Italia e come possiamo anche rimettere al centro, da un punto di vista e una prospettiva sociosanitaria assistenziale, anche l'RSA per il futuro? La prima cosa che mi sentirei di dire è che c'è talmente tanta gente che parla di RSA e non le ha mai viste e non è mai entrata. Perché quando, con tutto il rispetto, dottoressa, e grande stima per Comunità di Sant'Egidio e quello che fate, citiamo l'esempio di una dimissione che si riesce a fare, è una grande cosa.
Però sa quanti sono gli anziani della RSA che quando vanno in ospedale dicono al pronto soccorso mi riporti a casa? Probabilmente noi non siamo in grado di rompere, e qui poi il conflitto rispetto al populismo lo perdiamo, al fatto che ci sono degli anziani che non sono assistibili a domicilio, per una serie di ragioni. Io le posso fare un esempio di un grande obeso, di 67 anni che vive a casa da solo. Come può ricevere una risposta a domicilio? Non ho fatto un esempio di un anziano con demenza. Se poi riusciamo, chi vive all'interno delle strutture, vedo qui molti amici, e chi parla di noi non sa cosa abbiamo, chi ospitiamo all'interno delle nostre strutture, poi escono messaggi sbagliati. Noi avevamo bisogno che la politica creasse una complicità tra la domiciliarietà e la residenzialità, non una spaccatura culturale. E abbiamo ottenuto esattamente questo. Perché oggi, quando io dico che è stato vile politicamente non aiutare la residenzialità nel PNRR, è perché ho la consapevolezza che l'80% delle strutture potevano essere aiutate sotto il profilo tecnologico, ma quanti di voi qui dentro o sul palco accetterebbero di condividere una stanza doppia negli ultimi anni della sua vita? Lei lo accetterebbe, io no. Eppure il 70% delle residenze per anziani hanno questa caratteristica. Noi, aggredendo la RSA, abbiamo aggredito il nostro futuro. La RSA oggi cosa sono queste maledette strutture di fronte all'opinione pubblica? Perché oggi questa è l'immagine che c'è sulle residenze. Noi ogni giorno lavoriamo per dare un'immagine, ma se usciamo e andiamo al bar, chi troviamo dice io non andrò mai in casa di riposo, però poi il giorno dopo, quando ha l'evento avverso, viene a bussare alla porta. Perché noi siamo comunque una società che ha imparato lo sport più facile nel deresponsabilizzarsi. Sapete qual è? Che mi interesso del problema quando ce l'ho e finché non ho il problema seguo l'onda del popolo. Guardate che io i mesi del Covid non li posso dimenticare, io non posso dimenticare le nostre operatrici e i nostri ragazzi che venivano dipinti come dei carcerieri all'interno delle strutture perché c'erano le porte chiuse, non si poteva entrare, perché da un lato il Ministero della Sanità ci diceva chiudete, ma non voglio tornare a quei giorni. Ma il 75% degli ospiti delle nostre strutture sono anziani che hanno oggi disturbi del comportamento. Quando usiamo questa parola sappiamo cosa vuol dire? Sappiamo cosa vuol dire quell'anziano averlo a casa H24? Sappiamo che il 60% hanno problemi di disfagia, vuol dire che se bevono un bicchiere d'acqua soffocano. Questa è la popolazione delle strutture per anziani oggi. Allora, io sono contento che a Padova siano riusciti a dimettere un ospite che probabilmente impropriamente era lì, o forse era propriamente lì per questo arco temporale e poi è stato dimesso. Ma io sto pensando a quei 10.000 che sono a casa oggi e che sono stati valutati come soggetti che non possono stare al domicilio, perché questo non lo ha detto Roberto Volpe, lo hanno detto gli assistenti sociali del comune, i geriatri, il medico di base, la famiglia e quant'altro. Allora, io quello che ancora oggi non riesco a capire è perché non si può creare questo meccanismo di sana complicità tra il sistema domiciliare, tra chi è possibile tenere al domicilio e chi non è possibile. Oggi abbiamo costruito un campionato, uno contro l'altro, e ogni volta è un derby, dove ci si scontra e altro. Non è possibile fare una legge di riforma, ripeto, in cui si parla della non autosufficienza e la parola RSA è scritta una volta. Non è, da parte mia, non è culturalmente accettabile, ma non è accettabile neanche da tutte quelle migliaia di ragazze e ragazzi che lavorano al nostro interno. Poi ci chiediamo il perché, gli stipendi, tutte cose. Ma guardate che oggi
un'operatrice che lavora all'interno di una casa di una residenza per anziani rischia di vergognarsi di fare questo mestiere, perché questo è passato come concetto populistico. Perché, ripeto, chi ha parlato di noi ha parlato senza conoscerci. E vorrei per un momento non condividere con mio amico professor Trabucchi. Qui abbiamo fatto un intervento di carattere nazionale. A me non interessa il modello veneto, che è un'eccellenza come lo può essere la Lombardia. Penso che se questo progetto culturale lo mettiamo in campo in altre regioni è drammatico. Il Sud ha bisogno di residenze per anziani. Il centro Italia ha bisogno di residenze per anziani. Le isole hanno bisogno di residenze per anziani. E noi le abbiamo demonizzate. Io mi sento di dire, l'ho detto in questi giorni a tutti, auguri. Auguri, invecchiano i boomer, invecchia la gente sola. Guardate che troveremo anziani morti a domicilio, uno ogni altro giorno tra qualche anno, perché lo stiamo vedendo già oggi. E quello che continuo a non capire è ognuno difende il suo modello. Io non sto difendendo le residenze per anziani, vi prego di capirlo, sono qui per l'invito a non demonizzarle. Non chiedo altro. Fateci continuare quello che abbiamo fatto in tanti anni, perché ce lo chiede la gente fuori. Ce lo chiede la gente fuori. Dobbiamo migliorare e non siamo autoreferenziali. Io rabbrividisco quando in una struttura mi dicono che si cena alle 5:30 del pomeriggio. Ma allora scriviamo le regole del gioco, riscriviamole insieme rispetto a qualità di vita, evitando cose che non sono piacevoli da leggere quando ci sono le attività ispettive, ma non si può criminalizzare un intero sistema perché, come diceva prima Marco, c'è un infame all'interno del nostro sistema. Va censurato, va chiuso, ma non va demonizzato tutto il resto. Nessuno è migliore, però questa è una società terribilmente egoista. Ognuno qui ha la competizione di chi è più bravo. Guardate che questo sport ci porterà al massacro. Qui non c'è bisogno di cercare il più bravo o il meno bravo. Qui bisogna cercare di tenere in piedi il sistema. Ripeto, quei 10.000 anziani che oggi sono alla disperata ricerca di un posto letto in Veneto. Facciamo finta che il 50% sia una comodità. Sono 500 famiglie. Immaginiamo che di queste 500 famiglie altre 250 siano riusciti a corrompere l'unità di valutazione. Benissimo, ma oggi finché noi siamo qui ci sono 250 famiglie in Veneto che sono disperate perché l'anziano fa i suoi bisogni in cucina, mette le scarpe in frigo piuttosto che altre cose che vi potrei raccontare. Questo è il dato oggettivo. Andiamo a domicilio? Andiamo a domicilio H24. Grazie dottor Volpe. Presidente Lanzarin, un ultimissimo flash perché la discussione è interessantissima ma il tempo è tiranno. Quindi come possiamo effettivamente lavorare per correggere questo bias cognitivo che si è generato sull'RSA e a suo avviso in qualche modo anche Agenas può aiutare a tesaurizzare questa esperienza di eccellenza Regione Veneto attraverso le regioni, stante anche il suo mandato costitutivo? Allora, io credo che anch'io... No, non va più quella fare, sì. Si sente? No. Più vicino? Si sente? No, si è staccato. Allora, anch'io... E questo è sabotaggio. Sì, no, adesso funziona. No, anch'io sono d'accordo e sono un ottimista, quindi non voglio essere, insomma, pensare che non va bene, che tutto va male, che non funziona niente, non è vero. Io credo che la visione che noi dobbiamo avere davanti è quella di un mix di servizi, che sono tutti integrati tra di loro. Perché è chiaro che c'è la persona che
ha bisogno di un'assistenza più leggera e quindi può aver bisogno degli accessi in domicilio, c'è la persona che riesce a rimanere a casa perché comunque ha ancora una famiglia, ma sappiamo che questa cosa a lungo andare purtroppo, insomma, i numeri che abbiamo visto, insomma, ci mostrano come le persone sole siano ormai, insomma, e domani il numero più importante, quindi non avranno diciamo quella protezione familiare che permetterà di avere un'assistenza, però sono quelle persone che oggi sono in una struttura semiresidenziale, quindi intanto alleggeriscono la famiglia durante la giornata, ma poi fine settimana, la sera ritorno a casa. Ci sono le esperienze, come citava la rappresentante della comunità di Sant'Egidio, quelle del cosiddetto abitare leggero, del co-housing. Penso sicuramente, vedo qui davanti, insomma, la struttura di Treviso, che all'interno e quindi con un'integrazione tra quelli che possono essere, quella che può essere quindi la struttura per anziani, però anche gli appartamentini protetti, la stessa cosa c'è anche a Valdagno, insomma, quindi Fondazione Marzotto, insomma, quindi c'è un mix di integrazione, quindi che secondo me è quello che può funzionare. Funziona anche in base a quella che è un po', sono dei dettami della legge, che dice la promozione della salute, invecchiamento attivo, che dice sicuramente tenere le persone il più possibile ancorate alle proprie capacità fisiche, intellettuali, relazionali, e quindi evitare l'isolamento, evitare la solitudine. Siamo qui all'interno, oggi l'organizzazione di questo evento è dato dall'Università della Terza Età, e quindi anche questo è un modo per continuare a invecchiare in salute, quindi a star bene, ad avere ancora rapporti, relazioni, però dobbiamo vederli tutti insieme questi, cioè non possiamo spezzettarli, quindi dobbiamo avere una visione che sia integrata di tutti questi aspetti. Ed è chiaro, cioè, però, che a un certo punto il peso, il carico familiare che non c'è, il carico assistenziale che quindi ha bisogno di qualcosa di più strutturato, va in quella direzione. Allora, 10 anni fa, 20 anni fa, io non lo so, insomma, la gente probabilmente entrava giovane, ma c'era la popolazione della terza età, era una popolazione completamente diversa, cioè, mi ricordo mia nonna che ha vissuto fino a 97 anni, cioè i 70 anni di mia nonna non sono stati i 70 anni di mia mamma, cioè è cambiato completamente tutto, e quindi è chiaro che se quella era la visione oggi è completamente cambiata. Oggi è chiaro che però se c'è bisogno di quell'assistenza lì la troviamo, anche perché, allora, io prima ho parlato di M77, ne abbiamo parlato anche ieri, e quindi telemedicina, telecontrollo, però la telemedicina, cioè tu la puoi esercitare, difficile che la eserciti a domicilio, la eserciti comunque con dei professionisti all'interno di una struttura, e allora diventa importante, perché la telemedicina anche specialistica può andare dentro una struttura però che ha una vocazione sociosanitaria, sanitaria. È altrettanto vero che noi oggi abbiamo, e lo sappiamo, il modello, l'abbiamo detto ieri, cioè inutile che ci giriamo intorno. L'Italia ha il numero più basso di posti letto per 1000 abitanti, di M70, di M77 e di M70. Più basso della Francia, più basso della Germania, e questo lo sappiamo. È stata una scelta nazionale, giusta o sbagliata, è stata una scelta 2015. Sappiamo oggi che noi abbiamo i nostri ospedali, sono ospedali che, vabbè, il modello hub e spoke, ma sono ospedali che sono rivolti alle acuzie. Oggi c'è tutta la rete delle strutture intermedie, quindi ospedali di comunità, 1350 posti letto in Veneto, già realizzati quasi il 60%, sono contenuti anche questi nel DM77, ma li avevamo già iniziati prima, che sono quindi quella struttura intermedia che in alcuni casi noi, e credo che il Veneto insomma anche da questo sia stato abbia avuto una lungimiranza, non dappertutto, ma in alcuni casi in quelle strutture che erano più attrezzate, e abbiamo inseriti anche dentro le RSA, quindi una continuità. È altrettanto chiaro che però a un certo punto, insomma, c'è bisogno di un'assistenza di questo tipo. Quindi io sono d'accordo, nel senso, visione integrata, cioè vediamo la persona e costruiamo attorno alla persona qual è il setting assistenziale in quel momento della propria vita più appropriato, quindi appropriatezza anche per quanto riguarda appunto la cura, la presa in carico di quella persona,
di quelli che sono i bisogni, le aspettative, i desideri, l'ascoltare quella persona. Sono d'accordissima da questo punto di vista, ma dobbiamo vederli tutti. Cioè non possiamo far finta che qualcuno non ci sia o non ci piaccia. Non possiamo permetterci questo, io credo oggi. Non possiamo assolutamente permettercelo. Ultima cosa, sono d'accordo. Allora, alziamo il livello di qualità, alziamo il livello del controllo, che è già, perché c'è il sistema di accreditamento, come si diceva prima, c'è il sistema comunque del monitoraggio, c'è il sistema legato agli standard organizzativi, insomma, però possiamo anche, però la visione deve essere completa, altrimenti lasciamo un pezzetto indietro, ma soprattutto non riusciamo oggi a dare diciamo così, insomma, un supporto a tutti coloro che potrebbero chiedercelo. Quindi io credo che proprio la visione deve essere questa, a 360 gradi, non lasciando indietro però nessun pezzo della filiera. Grazie Presidente Lanzarin. Mi scuso con gli organizzatori, mi scuso con la dottoressa Schiavon, anche da parte sua un ultimo tweet di chiusura, perché abbiamo sforato gli orari, mi scuso. Sì. Ok. Abbiamo parlato adesso di visione, di sperimentazione, c'è la necessità di un nuovo tempo sicuramente, credo che da una parte ci sia una reale esigenza di rafforzare la domiciliarità e su questo credo non ci sia dubbio e stiamo aspettando tutti i decreti attuativi di questo DDL anziani. Dall'altra forse c'è una nuova visione di RSA, la sperimentazione di cui si parlava prima. Porto ad esempio una convenzione che nel 2021 abbiamo fatto col Policlinico Casalino di Roma a Tor Bella Monaca, dove c'era tutta la questione di anziani e delle dimissioni protette dove non riescono a tornare a casa. Allora, pensando, si è riusciti con questo ospedale a fare in una parte una convivenza solidale a tempo determinato, per altri come soluzione definitiva, quindi credo che ci sia il tempo di osare, di aver coraggio nel pensare a nuove soluzioni. Penso in entrambe le realtà, ma di certo il primo momento di tutti noi è quella della domiciliarità, quindi è un'esigenza quella per tutti di rafforzarla e poi da lì dare la scelta a chiunque. Grazie a tutti questo straordinario parterre di relatori. È evidente che ci deve essere un nuovo modello, un nuovo pensiero in cui domiciliarità e RSA convivono sempre più virtuosamente e portano un valore aggiunto sempre più importante. 7:30, concludere. 3:40. Potete concludere. Chiudi. Sì, dottor Badessin, stavo solo salendo. No, e io stavo non chiudendo. Non sono un RSA, non faccio così paura. No, stavo chiudendo, quindi ricordando quanto evidentemente oggi deve essere il momento per ripensare, probabilmente da un punto di vista sociale, sanitario e soprattutto assistenziale, per poter anche avere un futuro per il sistema paese. Grazie a tutti, davvero. Grazie agli organizzatori per questa interessante discussione e per questo evento. Grazie Ludovico Baldassin, amministratore delegato di EDRA, per aver condotto questa tavola rotonda, questo talk non semplicissimo e che sicuramente lascia il segno. Congedo alcuni degli ospiti, tengo sul palco soltanto Roberto Volpe e l'assessore Lanzarin, ringraziando anche il professor Trabucchi, grazie mille. Rimanga qua, professore. Qua. Non se ne vada. Facciamo dopo. Troppe cose da fare, mi sembra di essere Babbo Natale e l'età ormai la consentirebbe, non dire di sì. Prima di chiudere mi permetto solo una riflessione su un aspetto che ho colto delle cose che sono state dette durante questo talk e correttamente il primo pensiero va alle 10.000 famiglie che in Veneto accudiscono 24 ore su 24, magari con l'aiuto delle badanti, che io considero, avendone avuto un'esperienza per 5 anni con mia mamma, perché io e mia sorella abbiamo scelto la domiciliarità, per la verità perché ce lo potevamo permettere economicamente e non è un aspetto indifferente.
ma le badanti rimangono comunque un aspetto drogante dell'intero sistema, inventato dalle famiglie e non dallo Stato, che invece ha mancato in termini di supplenza, e quindi sono intervenute le badanti. E a queste 10 famiglie adesso dobbiamo chiedere anche scusa, oggettivamente, perché stanno facendo un sacrificio, per quanto le vogliamo dimezzare, e in matematica non sei bravissimo perché la metà di 10.000 non fa 500, e te lo dice uno che è stato rimandato al liceo in matematica più volte, perché la metà di 10.000 fa 5.000 famiglie, e se le vogliamo depurarle ancora diventano 2.500, e 2.500 sono tante, nonostante l'impegno dei figli, dei nipoti e dei parenti più prossimi. È una tragedia seguire una persona non autosufficiente, e a queste persone dobbiamo chiedere scusa per non aver saputo programmare da una parte e integrare i servizi, come lei correttamente diceva e auspicava, Assessore Lanzarin, che è l'obiettivo a cui si deve indubbiamente tendere, pensando che comunque le RSA sono un sistema, forse il sistema centrale in termini di accoglienza dal punto di vista numerico, e lo dico per le RSA pubbliche e per le SRA private, che si stanno sempre più numerose affacciando sul mercato e guardando alla regione per avere posti letto accreditati. Ma anche questa è una novità, ed è una novità che non può passare inosservata, perché così io vi chiedo di alzare la mano quanti di voi hanno partecipato negli ultimi 5 anni all'inaugurazione di un asilo o di una scuola. Io, che ho fatto il direttore del giornale, ne ho partecipato almeno a 7-8 in provincia di Vicenza, inaugurazioni di asili e di scuole. Non mi hanno mai chiamato a inaugurare una nuova RSA, perché l'ultima qual è? Mi basta così. Però forse Isola e la prossima è Longare. Posso dire una cosa però, cioè sì adesso di nuove qui a Vicenza anche ci sto pensando. Bisogna dire una cosa, siamo a Vicenza, cioè Vicenza e quindi USL 7 e USL 8 hanno una peculiarità, cioè hanno avuto una tradizione molto forte e molto lungimirante nel passato, che oggi chiaramente è un patrimonio da rinnovare, però guardate che sono stata, la provincia di Vicenza è stata veramente lungimirante da questo punto di vista, proprio stiamo parlando di anni fa, e quindi oggi ha una rete, insomma, che tutto sommato come posti letto, poi ce ne vogliono di più, non c'è dubbio da questo punto di vista, ma ha sicuramente una rete perché c'era un concetto che era il concetto, io credo, insomma, del prendersi cura, se pensiamo in alcuni casi del effettivamente mettere insieme, dare un'opportunità, dare un servizio, insomma, a persone che probabilmente erano sole. Oggi vanno riviste, sicuramente vanno riviste, camera ad un letto, c'è comfort di altro tipo, sicuramente tutto, però io veramente da quella che è la mia visione, che è una visione che oggi vede quello che sta succedendo, vede chi sono gli anziani che vengono dimessi, se riescono ad rientrare subito al proprio domicilio, se rientrano al proprio domicilio come rientrano, e se rientrano al proprio domicilio hanno bisogno di un'assistenza, ma allora se tu hai bisogno di un'assistenza H24 non ti basta una badante, ma ne devi avere 2, la devi trovare, è molto complicato, quindi secondo me veramente bisogna scevri da qualsiasi ideologia, però affrontare a 360 gradi il problema. Ma lei l'ha detto appunto adesso, toccando il punto nevralgico, una persona non autosufficiente ha bisogno di un'assistenza H24, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, ed è una bella, quasi è un'impresa, cioè, in tutti i sensi. Sì, no, non è solo il discorso di avere la figura lì H24, ma sapere che se hai bisogno c'è qualcuno che arriva subito. Sì. Cioè sapere che se tu hai bisogno, anche non hai l'operatore lì H24 per te, perché non sarebbe possibile, ma tu sai che se hai bisogno c'è qualcuno che arriva e ti supporta, ti sostiene, interviene per quel bisogno che tu hai. Questo secondo me è il concetto.
e si può fare sicuramente quando tu sei in un'altra fase della vita, in una fase in cui sei ancora attiva, in cui hai ancora un'autonomia, in cui e va bene lì tutto il discorso legato secondo me al social housing, al co-housing, con dei servizi insieme, va bene col discorso di attività relazionali eccetera, però arriviamo a un certo punto invece tu hai bisogno di un'assistenza diversa. Vedevo il professor Trabucchi messo così che si faceva quando gli indiani guardavano se arrivavano le giubbe azzurre. Posso fare una battuta? Sì. Grazie. Posso fare una, di due tipi. Primo, il rinforzo della città di Vicenza, con la quale io non ho legami particolari, ma che ho sempre interpretato come una città di grande sensibilità umana e sociale. Le IPA di Vicenza in questo momento, sappiamo tutti, stanno facendo dei progetti di grande valore, quindi ancora una volta confermo la validità di questa città e provincia. Seconda osservazione, in 30 secondi vi dico, mia madre ha 97 anni, è caduta giù dalle scale, prima era di casa, era una persona assolutamente valida e residuate le conseguenze che possono esserci anche sul piano cognitivo per cui ha battuto la testa. Però l'alternativa qual è stata? Mia madre ha potuto restare a casa perché è andata in un posto da mia sorella che aveva una casa grande, che è abbastanza ricca, che ha un marito che fa il medico e allora questa è stata una soluzione, ma quante sono le persone che possono permettersi di avere un bel soldino, una casa grande e il marito medico? Io quindi lo pongo davvero come problema angosciante per quelli che devono poi invece affrontare queste situazioni senza avere la fortuna di condizioni così protette. Grazie, volevo che foste voi proprio, l'assessore Lanzarin e il professor Trabucchi, ci ha raggiunti adesso anche il sindaco di Vicenza che concluderà i lavori di questi 2 giorni, che poteste consegnare una targa per i 50 anni dell'Uripa, che sono tanti o pochi, dipende dai punti di vista. Se sono Mauro, 50 anni di Volpe, sono tanti. Volpe si è già preso avanti altro che 50 con anni. una quota azionaria alta, ma non dice 50. C'è anche il qua. vicepresidente. C'è anche il vicepresidente. Questa sorta di gemellaggio con Treviso, onorevole Michelon. Si aggiunga al gruppo dei diversamente giovani. Giacomo. La firma lei? Sì. E Mario Presidente, che ne possa mai. Leggila. Piasto io. Funziona? Ferma qua. Permesso. Non fatemi cadere che poi No, se mi no raccomando. mi portate in RSA. Mano Taghella, c'è a posto. Vabbè. Ma posso essere raccomandato. Non lo diciamo. In occasione del 50° anniversario di Uripa 1974-2024, per l'instancabile lavoro a favore degli anziani e delle loro famiglie e per il sostegno agli enti che ogni giorno, grazie all'impegno del loro personale, operano con dedizione e professionalità, con gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo lungo cammino associativo. Grazie. Te lo sei scritto tu, Roberto? Sì. Ah, ecco, si vede. Grazie per quanto fa l'Uripa, grazie all'assessore, professor Trabucchi, al vicepresidente Michelon. Vi congedo perché di anziani non ne posso più, è 2 giorni. Voglio stare con un giovane, voglio stare con un giovane. L'ho pregato che fosse, che potesse arrivare. Sta irritando. Ti ho dato, ieri assessore, ti ricordi? Ieri ti ho detto il giovane assessore regionale Lanzarin. Facevi parte del gruppo, assessore. Facevi parte del gruppo. È per quello. Sindaco, grazie della disponibilità, grazie per averci raggiunto. So che ti abbiamo strappato un'altra cerimonia, ma ci tenevamo in modo particolare che potessi in poche parole, anche perché si è sfiancati, in poche parole, ci congedassi. Io ti devo ringraziare perché quando, lo ripeto, quando siamo venuti a trovarlo la prima volta, io, Roberto e Vincenzo, abbiamo detto guarda, vorremmo fare gli stati generali degli anziani.
Tu mi hai guardato e siccome sei incosciente quanto noi, hai detto, oh, bellissima idea, andate avanti. Vabbè, non farlo più, ti prego. Buonasera, buon pomeriggio, davvero soltanto 2 parole di conclusione, ma da un lato ci tenevo molto a ringraziare, a parte questo aneddoto che raccontava Luca Ancetti, ma ringraziare Luca Ancetti, Roberto Volpe, Vincenzo Rivoli, anzi vi chiederei di far loro un applauso perché da un lato ci vuole coraggio ad avere l'idea e a voler costruire 1 o 2 giorni come questa, devo dire ci vuole ancora più coraggio e determinazione dopo aver avuto l'idea a metterla in pratica. E quindi, siccome ho visto in questi mesi il lavoro che c'è stato alle spalle per poter mettere a punto panel come quelli che abbiamo visto, ospiti, ma anche il percorso di promozione e di costruzione di un pubblico che è stato numeroso lungo i 2 giorni, penso veramente che questo applauso fosse meritato. Tra l'altro ha anche dato centralità a istituzioni importanti del nostro territorio, a cui abbiamo premiato Uripa poco fa sul palco, ma Rezzara e l'Università Adulti Anziani sono istituzioni straordinarie del territorio vicentino che svolgono una funzione unica nel suo genere, non ce ne sono tante come Rezzara e Università Adulti Anziani a livello nazionale e quindi abbiamo una grande fortuna. Io in chiusura dico soltanto questo: se uno guarda e fotografa questa 2 giorni e fotografa la varietà, lo dicevo anche ieri, di argomenti che si incrociano sul tema della terza età, si rende conto di come sia una delle sfide più complicate, oltre che più importanti, che abbiamo davanti a noi. E quindi coinvolgere la società e la capacità di ciascuno degli attori della società nel confrontarsi con questa sfida è il compito che oggi spetta alla politica, e quindi è anche la ragione per cui quando sono qui questo terzetto, i 3 re magi sono venuti in municipio a dire vale la pena di mettere a punto questa 2 giorni, non potevamo che dire di sì. Detto questo, anche qui, come si diceva prima, un conto è avere le idee, pensarle, un altro è metterle in pratica. Per ora abbiamo detto di sì a 1 o 2 giorni che ha consentito di riflettere, discutere, approfondire con tantissimi attori, ma anche con tante persone che hanno ascoltato e riflettuto. Ora il compito della politica è sempre più mettere in atto politiche che rispondano a quello che abbiamo visto in questi giorni. A me ha colpito tantissimo, non perché fossero nuovi quei dati, ma i dati dell'Istat, cioè quando noi guardiamo, non so chi c'era ieri, ma quando guardiamo quelle curve, le curve ovviamente su natalità, mortalità, autosufficienza, non autosufficienza, e le guardiamo un po' come se stessimo guardando un film, in realtà quella è la vita vera, e quindi siccome è la vita vera, la politica alla vita vera deve rispondere. Grazie davvero a tutti e buona serata. Grazie Giacomo, grazie a chi ha partecipato. Tu sei qua anche come ANCI nazionale che ci ha accompagnato insieme con la Regione alla disponibilità dell'assessore, che ringrazio ancora perché è stata qua per 2 giorni. Grazie a chi ha collaborato con noi, Fondazione Comunica, Publiadige, l'ANAP Confartigianato, la Federazione Nazionale dei Pensionati CIS, 50 e più, Z Farmaceutica, Serenissima Ristorazione, Cagnola, ANSA e l'agenzia ZIP. Grazie al nostro gruppo editoriale Atesis, al gruppo del marketing e a tutti i tecnici che hanno lavorato per permettere l'allestimento e per consentire che da casa fossero in tanti, veramente in tanti, a poterci seguire in diretta. Grazie al pubblico e alle persone che sono intervenute. La promessa è che noi continueremo a lavorare perché questa non sia stata la prima e ultima edizione, ma che ci sia un seguito, e ci terremo in modo particolare che il seguito fosse ancora a Vicenza, se tu sarai ancora disponibile ad essere al nostro fianco. Arrivederci, grazie e auguri